Signor Sindaco, tutto pronto per quanto riguarda la festa del 31 e sancisce di fatto la nascita del nuovo comune di Rivignano e Teor. La sera di San Silvestro ci sarà una grande festa in piazza, nella piazza principale di Rivignano, e le due comunità di Rivignano e di Teor confluiranno per festeggiare la nascita di questo nuovo comune. È una festa che è aperta non solo ai nostri concittadini ma a tutti gli amici anche dei comuni di fuori, che potranno trovare tante attrazioni, tanti divertimenti e anche tante cose offerte, perché le due comunità hanno fatto a gara a chi offriva di più per poter festeggiare assieme questo evento lieto che è la nascita del nuovo comune. Una festa nella festa. Una festa nella festa, appunto, a Capodanno tutti hanno di solito qualcosa da fare, ma quest'anno una cosa molto particolare: nella piazza di Rivignano si potranno trovare musica, concerti, i fuochi artificiali, quindi insomma davvero ci sarà l'occasione anche per divertirsi, oltre che per brindare sì all'anno nuovo ma anche al nuovo comune di Rivignano e di Teor. Una cosa studiata bene, nel dettaglio, ma soprattutto non solo per fare festa, ma per dire che questo comune è vivo e soprattutto un'unione che fa la forza. È un'unione che fa la forza, quella che ha dato vita al nuovo comune di Rivignano Teor dalla fusione dei due comuni precedenti, e già ne stiamo vedendo i frutti, sia perché appunto riusciremo mettendoci insieme a mantenere alti il livello dei servizi con costi minori, perché avremo delle risorse che ci permetteranno di agire quando tutti saranno fermi a causa purtroppo della crisi, ma anche perché insieme riusciamo a fare tante feste, tante iniziative, tante manifestazioni, e quindi anche a tenere vivace il commercio, insomma tutte le attività nel periodo di Natale. In questo periodo è utile, quindi un invito davvero a tutti quelli che vogliono divertirsi a venire la sera di San Silvestro in piazza Rivignano. Troveranno tante attrazioni, ci sarà da divertirsi e ci saranno anche tanti omaggi per tutti. Senta, cosa vuol dire occhio allo spreco? Significa che soprattutto in un periodo come questo, in cui le risorse sono molto limitate, bisogna fare doppia o tripla attenzione prima di spendere anche un solo centesimo, e poi bisogna cercare di trovare soluzioni innovative, e la fusione tra i comuni è sicuramente una di queste, per cercare di risparmiare, ma più che risparmiare di essere attenti a una gestione oculata del denaro pubblico, come se fosse proprio, addirittura più che se fosse il proprio. Assessore, tutto pronto per quanto riguarda il 31 dicembre, abbiamo sentito le parole del sindaco, ci vuole raccontare che evento sarà, soprattutto come nasce la cosa? La cosa nasce così: in Italia il 1° gennaio ci sarà un comune in meno. È una piccola grande notizia, è una rarità che ci sia un risparmio, che ci sia una spending review vera fatta dai cittadini attraverso un referendum. Il 1° gennaio ci sarà un comune in meno e nascerà il comune di Rivignano Teor. Abbiamo pensato di festeggiare questo fine di un comune. È rarissimo che una cittadinanza, una popolazione viva questa esperienza. Noi vogliamo farla vivere ai cittadini. Soprattutto lei ha sottolineato una cosa molto importante, no? Farla vivere, perché tra l'altro c'è stata l'esperienza di poche settimane fa con Valvasone e San Martino nella zona di Pordenone, dove questo non è andato a buon fine e molti sono rimasti appesi al campanile. Invece qui Rivignano e Teor ha risposto sì. Perché? Perché sì, i campanili sono importanti, ma lei ha sottolineato una cosa già ulteriormente importante: la gente ha capito che oggi bisogna fare comunione, bisogna fare squadra. Esatto, bisogna fare comunità. Rivignano e Teor non si sono fusi con il referendum, si sono fusi molto prima, in anni e anni di buoni rapporti, di amicizia fraterna, di coppie che si sposavano tra persone di Rivignano e di Teor, che andavano a vivere o a Rivignano o a Teor, le cene di classe fatte insieme. Questo ha portato alla fusione, è stata una cosa naturale, una cosa bellissima, un'esperienza bellissima. Il 31 dicembre ci sarà questa serata di gala, io uso questo termine perché il nuovo anno porta in dono questa bellissima iniziativa del Comune Unico. E allora il programma, così velocemente, cosa succederà? Ma verso le 10:30 si apriranno
i chioschi, ci sarà un concerto, poi verso mezzanotte, poco prima di mezzanotte, inizierà il brindisi, il conto alla rovescia, dopodiché ci saranno i fuochi d'artificio, dopodiché ci saranno dei braccieri accesi per riscaldare, ci sarà un tendone riscaldato e si andrà avanti ad oltranza. All'una ci sarà la pasta asciutta offerta dagli alpini, ci sono diverse associazioni che si impegneranno nella buona realizzazione di questo evento e poi si andrà avanti fino all'alba con un DJ set, con musica, balli. Tutto il paese è invitato, speriamo di avere tutti. Ma soprattutto ci si augura una bellissima serata e chissà, no? Si dice che il buongiorno si vede dal mattino. Esatto, in questo caso sarà fino all'alba. Una festa di Capodanno, come Dio comanda, solitamente si coinvolgono i giovani e si fa anche uno spettacolo pirotecnico, ma questo tutto nella massima sicurezza e qualità del prodotto. Beh, assolutamente sì, ci mancherebbe altro che poi l'amministrazione proprio l'ultimo giorno del suo mandato potesse fare qualcosa di strano. Sì, in effetti i ragazzi del gruppo giovani saranno interessati come sempre d'altronde a questa manifestazione, quindi loro daranno una mano logistica alla manifestazione e quindi aiuteranno ad esempio a distribuire a luna di notte una fantastica pasta asciutta offerta dagli alpini e poi, come hai anticipato tu, a mezzanotte, ma in realtà non sarà proprio a mezzanotte perché aspetteremo che tutti i cittadini di Rivignano che stanno festeggiando nelle loro case raggiungano la piazza. Lì i due sindaci saluteranno definitivamente per l'ultima volta il comune di Rivignano e il comune di Teor, che ahimè proprio in quella notte cesseranno di vivere, è un po' brutto dirlo, ma insomma sappiamo che il fine poi è buono, e daranno il benvenuto al nuovo comune di Rivignano Teor, e quindi dopodiché ci sarà questo fantastico spettacolo pirotecnico, insomma non esagerato, non spenderemo grossi soldi, per insomma uno spettacolo dignitoso per l'arrivo del nuovo comune. Ecco, saper dare un servizio con costi ridotti. Ma questo è stato un po' una chiave di lettura che questa amministrazione ha sempre voluto dare a tutte le manifestazioni da lei organizzate, e quindi abbiamo sempre cercato di fare le cose il meglio possibile, il più bello possibile e al costo più basso possibile. Quindi questa insomma è una cosa che negli anni ci ha contraddistinto, l'abbiamo sempre fatto e gli ultimi santi lo hanno dimostrato, e vogliamo chiudere il nostro mandato proprio con questo messaggio, che si può fare bene anche senza spendere o sprecare soldi pubblici. Ecco, quello che conta è che non si ferma tutto, ma si continua migliorando quello che è stato fatto. Sì, voglio chiudere insomma con una frase che mi è piaciuta del sindaco all'ultima benemerenza fatta qui a Rivignano. Ci lasciamo dicendo: il meglio deve ancora arrivare. Signor Sindaco, ci siamo, abbiamo sentito prima il sindaco di Rivignano, adesso sentiamo lei. Ultimi giorni, poi si chiude bottega, ma si riapre una più bella e molto interessante per i cittadini. Esatto. 31/12 scatta il nostro mandato e il 1° di gennaio inizia la nuova avventura, prima come commissario e poi chissà magari come candidato in qualche coalizione. Per intanto fermiamoci al 31/12 che è tra un poco. Abbiamo pensato di creare una festa, che è una festa, perché abbiamo proprio veramente una festa per dare origine al nuovo comune, quindi chiudere, come si dicono nelle Sacre Scritture, dal seme che cade per terra muore, nasce nuova vita, e speriamo, noi siamo consapevoli e fiduciosi che la nuova vita, il nuovo comune veramente nasca sotto i migliori auspici. Ecco, cosa vuol dire oggi una fusione? Che è molto importante sottolineare questo aspetto. Innanzitutto la nostra fusione ha un'origine abbastanza vecchia, per cui bastava solo avere il coraggio di spingere gli atti formali. Difatti la fusione noi la interpretiamo come un'opportunità di sviluppo futuro, laddove alle risorse che si otterranno dai risparmi, per il fatto che da 2 amministrazioni ce n'è una sola, in più anche ai contributi che la Regione ci ha concesso l'anno scorso, si dovrebbe trovare quelle risorse che possono far sì che in futuro sia più roseo e ci sia meno sacrificio per i nostri cittadini, laddove in un periodo di crisi ben vengano questo tipo di iniziative. Noi siamo consci che i risparmi che si hanno iniziali possano essere usati per fare delle progettualità positive per il futuro comune. Insomma. Approfittiamo per dire qual è stata l'esperienza sua in qualità di sindaco di Teor.
Ma devo dire, come l'ho detto all'ultimo consiglio comunale a Teori il giovedì scorso, è stata un'esperienza di vita, prima di tutto personale, che mi ha arricchito perché mi ha fatto conoscere certi aspetti della pubblica amministrazione che negli anni in cui ero alla minoranza, quindi si parla di 15-20 anni addietro, non c'erano. L'evoluzione del fare amministrazione è molto importante, però come dicevo all'inizio nella risposta è stato prima di tutto un arricchimento personale, e quel po' che insieme ai nostri consiglieri, assessori, vice sindaci che mi hanno affiancato abbiamo potuto dare, speriamo di averlo dato per il bene della collettività. So che tutti si sono impegnati dando il massimo, ognuno con i propri talenti, per usare un altro richiamo alla Sacra Scrittura, e credo che abbiamo dato quello che potevamo dare, però consci di aver fatto il bene della collettività. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!